Buonasera Riccardo, come va? Buonasera a te Leandro, buonasera anche a tutti gli ascoltatori. Tutto bene, tutto procede, sono qui in ambulatorio in attesa delle telefonate, perché il nostro lavoro adesso al momento è quasi più proprio a livello telefonico quasi, proprio per evitare che la gente arrivi in ambulatorio e quindi sparga il morbo da tutte le parti. Quindi il nostro compito è proprio quello più complicato, ancora più di quando vediamo il paziente, perché bisogna proprio immaginare quasi quello che hanno e da lì provvedere a curarli anche senza quasi vederli. Non con tutti, però è questa qui un po' la situazione, è una situazione abbastanza critica, però stiamo cercando di adeguarci. Ecco, uno dei problemi che sono sorti, dicevano che purtroppo troppi dottori e troppi infermieri, troppi addetti alla sanità si ammalano. E perché non avete adeguate presidi? Per cosa? Perché, forse all'inizio c'è stato da parte di qualcuno una riduzione, una limitazione della sua percezione della gravità, ma questo proprio molto molto inizialmente, e siamo senza presidi. Noi abbiamo le nostre mascherine così, che sono però abbastanza ridicole, se dovessero essere quelle serie qualcuno potrebbe anche aversela, ma dopo dovrebbe, come si dice, anche cambiarla spesso, perché poi l'effetto di protezione svanisce, quindi noi non facciamo altro che seguire le indicazioni che poi tutto il pubblico, tutti i clienti, tutti i nostri pazienti seguono, cioè stare a distanza dal paziente, eccetera eccetera. Però si può fare fino a un certo punto, e quindi noi sì, usiamo guanti, però come si chiama? Chiaramente il 100% non è assolutamente ottenuto con quelle mascherine che abbiamo. Ho visto molta gente avere mascherine meglio delle mie, ho visto altri che si sono costruite la loro mascherina, che sì, che aiuta un pochettino a evitare che qualche sputo, qualche gocciolina di spray che noi emettiamo quando parliamo arrivi, però senz'altro non sono certo sufficienti. Quindi proprio l'unica cosa che possiamo veramente fare è quella della distanza e soprattutto di starsene in casa. Ecco, se però finita la quarantena, mettiamo in maniera ottimistica il 15 di aprile, ritorniamo fuori, però se c'è ancora il virus in giro siamo messi punto a capo o no? Allora, il discorso penso che sia questo, stanno attivandosi per una strategia completamente diversa. Allora, lo stare in casa è stato fino adesso, e credo che anche se non si vedano i risultati, però è l'unica strada possibile al momento. Un'altra strada che stanno per attivare è quella di cominciare a fare dei tamponi, quello per la diagnosi, un po' più in maniera più allargata. Prima si faceva così, praticamente c'era un caso, si metteva in quarantena, ma non si faceva nessun tampone a questo qui, solo se aveva eventuali sintomi con aggravamento, con sintomi respiratori, febbre, eccetera, eccetera, si diceva di fare il tampone. Adesso si comincia invece a fare il tampone, almeno secondo le nuove disposizioni, al personale sanitario, a tutti i degenti di una casa di riposo in cui c'è stato un caso positivo, eccetera, eccetera, perché alla fine credo che la strategia migliore sarà proprio quella di isolare il più possibile, e quindi anche i portatori sani, che prima venivano un po' misconosciuti e venivano detto ma sono molto rari e quindi non sono quelli lì che portano avanti la patologia, avanti l'epidemia, e invece adesso si comincia a pensare anche a quello lì, e quindi di conseguenza dopo il 15 vedremo, intanto quindi manca circa 20 giorni, e vediamo se in questi 20 giorni qua verranno attivate queste strategie nuove da poter permetterci di essere più tranquilli anche noi, perché a questo punto siamo messi veramente un po' alla carretta in questo senso qua, non siamo protetti, nessuno è protetto. Molta gente va in giro senza maschera perché non l'ha trovata. Qualche medico sì, io vado in giro con la mia mascherina, ma è una maschera che avevo l'altro ieri, che avevo anche una settimana fa, quindi insomma cerchiamo di proteggerci con un po' di buon senso, ma non è così facile. Dunque speriamo che con le nuove strategie si ottenga un maggiore risultato. Dottore, la ringraziamo, gentilissimo come sempre. Grazie Riccardo, buona serata. Buona serata a tutti e state a casa.